Nessun problema per Monza, che nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato liquida senza patemi la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore col punteggio di 3-0. La squadra di Gaspari domina in lungo e in largo, grazie ad un cambio palla sempre fluido, frutto di una ricezione ottima e della sapiente regia di Orro, capace di attivare ogni compagna al momento giusto. Per le casalasche una buona partenza nel primo set ma nulla più, contro un avversario di caratura comunque nettamente superiore, nonostante le assenze di Mihailovic e Gennari. Volpini può comunque esultare per il rientro in campo, anche se a sprazzi, di Raimova. Per un attacco fermo a Monza al 32%, il ritorno dell'opposto a Zera emana dal cielo per il prosieguo della stagione. Monza fatica solo nel primo set, con il muro ospite che tocca qualche pallone a Davischiba e Vaneke. Orro allora chiama in causa Danesi e Candi, che insieme a Lazovic propiziano il break dal 9-8 al 17-11, preludio del 25-20 finale. Nella seconda frazione alla schiacciatrice serba si aggiunge Vaneke e Casalmaggiore si stacca presto senza riuscire a reagire, anche perché Sherban, positiva in avvio, ha un fisiologico calo. Dopo il 25-17 conclusivo ci si aspetta la reazione delle ospiti, invece ruggisce Anna Davischiba con 4 punti nel 7-1 che apre il set e chiude virtualmente la gara. Gli ingressi di Raimova, Such, Di Maulo e White da una parte e Stijak e Negretti dall'altra servono solo a cambiare i tabellini, ma non la sostanza di una gara che termina 25-19 e 3-0. Il resoconto della sfida tra il Bisonte e Firenze e la Megabox Valle Foglia non può che non iniziare con un sentito in bocca al lupo a coach Fabio Bonafede, colpito da un malore a inizio quarto set sul 5-1 a favore delle sue ragazze. Il tecnico di Valle Foglia è stato immediatamente assistito dai sanitari e accompagnato in ambulanza nell'ospedale più vicino. Il tecnico, come raccontato dal suo vice Giacomo Passeri in una nota ufficiale della società, appena si è sentito bene è stato immediatamente dimesso e ha deciso di tornare a casa sul pullman insieme alla squadra. Per quanto riguarda il campo, invece, la partita ha riservato tanto spettacolo e colpi di scena con la più classica delle rimonte. Il Bisonte Firenze, infatti, dopo essersi vista sotto per 2-7-0, ha messo sul piatto una prestazione pazzesca, riuscendo prima a impattare sul 2-2 e infine a vincere il tie-break. È stata la classica partita che nasconde tanti match al proprio interno con innumerevoli colpi di scena. Nel primo set si è vista solamente Valle Foglia, capace di fermare le padrone di casa a 15 punti. Dopo la doccia gelata, le ragazze di Coach Bellano hanno provato a cambiare marcia, ma anche il secondo parziale, seppur più equilibrato, ha visto le ospiti trascinate da una coscelieva in versione mostra accelerare nel finale, trovando il break decisivo, chiudendo poi sul 25-21. Il cambio di copione è arrivato nel terzo set, quando i ruoli si sono invertiti e il blackout ha colpito Valle Foglia, che alza bandiera bianca a 13 punti. Wakalor e compagne sono sembrate un'altra squadra, la ricezione ha iniziato a funzionare e soprattutto sono iniziate ad entrare in partita le centrali, con prima Belien e poi Sylvain, che si sono fatte sentire sia a muro che in attacco. In vantaggio di 2-1 Valle Foglia torna a macinare gioco e si trova in vantaggio sul 5-1 prima del malore accorso a coach Bonafede. Dopo lo spavento generale e un'interruzione di 20 minuti si è tornati a giocare. La Megabox non si scompone, anzi allunga. Tutto sembra apparecchiato per la seconda vittoria da 3 punti stagione, ma il Bisonte tira fuori una grande prova di orgoglio e nonostante un massimo vantaggio lievitato fino anche a 7 lunghezze, non si scompone rosicchiando un punticino dopo l'altro. Il 16-21 sembra una condanna per Sorocaiete e compagne, ma Sylvain e Bellien stampano una serie di muri che si rivelano decisivi. La Megabox spreca una palla match sul 24-23, arenandosi poi fino a perdere 26-24. Il tie-break è combattuto, ma Firenze riesce sempre a mantenere un mini break di vantaggio che alla fine si rivela determinante. Il Bisonte trionfa e rimonta, portandosi a casa 2 punti che valgono oro per come si era messa la partita. Per la Megabox Valle Foglia, invece, un pizzico di rammarico per una serata iniziata bene e finita male. Va all'Unet York Busto Arsizio 3-1 il risultato finale, il derby lombardo contro Bergamo. Una grande partita è andata in scena nei primi 3 set con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto e con un grande equilibrio in campo.
A indirizzare il match ci ha pensato un episodio in particolare, l'ace messo a segno da Ungureanu che ha consegnato il terzo set alle farfalle. Dopo aver perso questa frazione di gioco, il volley Bergamo è crollato lasciando via libera a Busto nel quarto. Partenza in grande stile per Lanier e compagna, in principio di gara in monologo Bergamo con la statunitense e Anna Palaborgo sugli scudi a comandare le operazioni. Le Bustock cercano di rientrare rapidamente in gara, riassorbono parte del distacco ma restano sempre a distanza di sicurezza. E così la squadra allenata da Giangrossi incamera la prima frazione di gioco con un 25-22. La riscossa la dà nel secondo set Camilla Mingardi che realizza 9 punti in una sola frazione con il 69% in attacco, una percentuale monstra. Gray e Lanier se le suonano sulle ali nelle due metà campo. Lunet rimette in parità la situazione con un 25-20. Del terzo abbiamo già detto, equilibrio assoluto dall'inizio alla fine, grande agonismo e grandi colpi, fino a quando Ungureanu mette il punto esclamativo per il 25-23. Da lì in poi è solo accademia per la squadra di Musso che si impone nettamente 25-15 nel quarto e porta a casa 3 punti utili per rimanere nel gruppetto delle terze con Monza e Scandicci. Per Bergamo resta invece la soddisfazione di aver dato del filo da torcere ad un avversario quotato. C'è anche però la consapevolezza che ci sarà da lottare fino in fondo per conquistare la salvezza. Favori del pronostico rispettati, energie centellinate e testa alla Champions League. Persino un perfezionista come Stefano Lavarini non potrà che dirsi soddisfatto della prestazione con cui la sua Novara ha brillantemente risolto la pratica Roma. Novara conquista il bottino pieno in 3 set senza mai farsi prendere dall'affanno e continua nel processo di acquisizione delle certezze. Dall'altra parte della rete, le ragazze di Saia si presentano con spirito corsaro, ma pagano a caro prezzo, oltre al noto gap tecnico, ogni singola sbavatura. In un match che rimarca più che mai l'importanza delle centrali. Brilla infatti la prestazione di Cristina Chirichella, meritatamente MVP della partita e che insieme a Washington mette a terra gli stessi punti delle bande, oltre che sul versante opposto di una Veronika Turkova stoica e da applausi, a tabellino con 5 muri e 12 punti. Si passa dal centro, anzi a tratti non si passa proprio, visto che i muri sono stati uno dei terreni di battaglia della sfida, su cui si è consumato un bel botta e risposta. Al di sopra delle regole però, la solita Ibrar Karakurt, 18 punti, grazie anche alla sempre creativa Maika Hancock. Nessuna rimandata tra le gaudenziane, che si permettono un leggero turnover a fine gara e il riposo cautelativo di Britt Herbots. Le giallorosse lottano con orgoglio e non lasciano mai davvero scappare le piemontesi, ma l'andamento a strappi di Stigrot e Klimets, insieme alla serata no di Pamio, non permettono di meglio. Terzo KO di fila dunque per l'Acqua e Sapone, che avrà l'obbligo di provare a muovere di nuovo la classifica domenica prossima contro Bergamo. La Igor Gorgonzola inanella invece il quinto successo di fila, il 7° in 8 partite, il che, in vista degli impegni continentali, è un gran bell'andare. Senza troppa sofferenza, la Savino del Bene Scandicci espugna il Pala Barton di Perugia, superando la Bartocini Fortinfissi per 3-0 e consolida la terza posizione in classifica con 17 punti. Le Umbre provano a rimanere in partita in tutti e 3 i set e non si fanno mai travolgere, ma il maggior tasso tecnico delle toscane si fa sentire nei finali di parziale, quando è il cinismo della squadra di Barbolini, oltre a una sontuosa prestazione a muro, a fare la differenza. Per Perugia comunque buoni segnali in vista di partite che saranno sicuramente più importanti per blindare la salvezza, considerando anche il forfait dell'ultimo minuto di Diouf. Coach Cristofani, ex di turno, deve fare a meno del suo posto titolare per un problema accusato nell'ultimo allenamento e lancia al suo posto la 2002 Bintu Diop con un'altra 2002 Lindan Wakalor al centro. Dall'altra parte Barbolini schiera a sorpresa l'altra grande ex del match, Veronica Angeloni, capitano delle Umbre nelle ultime 2 stagioni, e proprio la schiacciatrice massese sarà una delle migliori con 11 punti e il 52% in attacco. Nel primo set il primo break è di Scandicci con un 1-8 che vale l'8-14, ma la Bartocini risponde con un 7-1 per il 15 pari. Barbolini utilizza il doppio cambio con le recuperate Camera e Antropova, di nuovo utilizzabile da straniera dopo il problema di tesseramento, e allunga sul 18-22 grazie all'ace dell'italo-russa. Poi è Pietrini a chiudere 21-25. Nel secondo Perugia conduce fino al muro di Lindan Wakalor del 14-12, ma la Savina reagisce ancora e dal 19-20 sono gli attacchi di Pietrini e Lippmann a trascinarla fino al 22-25. Nel terzo l'iniziale 10-15 sembra chiudere i conti,
Poi è la solita Guerra, che chiuderà con 17 punti e il 60% in ricezione a suonare la carica, ma dal 19-21 sono ancora Lippmann e Pietrini a scavare il solco, con quest'ultima che firma il 22-25 e si guadagna anche il titolo di MVP con 18 punti e il 45% in attacco. Imoko Conegliano nella leggenda, la netta vittoria per 3-0 della Prosecco Doc contro la Delta Despar Trentino mette le Pantere davanti a tutte nella storia. È il 74esimo successo consecutivo, quello cui nessun'altra squadra al mondo è mai arrivata. Un traguardo incredibile, condito dalla vittoria di uno scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, una Champions e un mondiale per club. Un bottino che forse, senza la pandemia, avrebbe potuto essere anche più ricco. Conegliano stende Trento dunque e lo fa ritrovando Mochi De Gennaro, proprio in vista dell'esordio in Champions di mercoledì, dominando il match con le ospiti fanalino di coda. Nel primo set i 5 muri e la percentuale offensiva altissima scavano il solco subito dal 6-4 al 16-8 prima del 25-13 finale. Simile anche il secondo set con Conegliano che dall'11-8 vola 25-11 senza voltarsi più indietro, con la Delta sempre più fallosa. Bertini rivolta la squadra inserendo Stocco, Mason, Piva, Botarelli e Rucli e la risposta arriva perché sotto 16-9 nel terzo Trento ricuce sino al 19-18 arrendendosi solo 25-20 con Santarelli che trova al videocheck il punto del record che proietta ufficialmente l'Imoko nell'Olimpo delle grandi dinastie sportive. Per Trento, alla ricerca di risposte più che di punti, resta una reazione tardiva, ma le gare che ne determineranno la stagione sono ben altre. Il 12° derby tra la Reale Mutua Fenera Chieri e la Bosca San Bernardo Cuneo va alle padroni di casa, non senza le emozioni ovviamente di un ennesimo tie break. Una partita altalenante da parte di entrambe le formazioni che alla fine premia una maggior tenuta mentale e un maggior ordine in campo proprio delle bianco-blu, nonostante le gatte abbiano tirato fuori gli artigli per trascinare la sfida al quinto e decisivo set. Il primo set viene condotto e gestito dalle chieresi sotto ogni punto di vista, tanto nel fondamentale muro quanto dai 9 metri, mettendo in difficoltà Cuneo che deve arrendersi 25-18. Ma al rientro in campo per il secondo parziale è proprio la formazione ospite, forte della sua ricezione, tra le migliori di tutto il campionato, e di una Kuznetsova che trascina le compagne, a fine partita saranno 31 i punti a referto per lei, che arriva addirittura a costruire 10 palle set, più che sufficienti per chiudere il set agilmente 14-25. Da segnalare in questo caso una Chieri che conclude con appena il 4% in attacco e costretta ad un ampio turnover. Nel terzo set le bianco-blu, che si vedono subito surclassare 6-10, rientrano dal time out con la giusta carica per riuscire a ribaltare lo svantaggio e passare addirittura a condurre. In questo frangente Villani, l'artefice di una serie positiva sia a servizio che in attacco, che ridà fiducia alle compagne. Con qualche errore di troppo in battuta, Cuneo si arrende infine sul 25-22. La capacità delle cuneesi di resettare quanto subito si manifesta però nuovamente a ripresa del set successivo. Il +3, conquistato non di certo con semplicità dalle ospiti, viene però annullato sul 12-12. Una parte centrale di parziale giocato in perfetto equilibrio e che prosegue così fino al 21 pari. Con percentuali tutte più alte, eccetto il muro, Cuneo chiude di misura in volata 23-25. Dopo aver subito e recuperato diversi break in apertura da entrambe le parti della rete, Chieri spinge e impone il proprio gioco, costringendo coach Pistola a fermare il gioco. Chieri va al cambio campo sull'8-5, incrementando poi il vantaggio fino al +5. Weitzel, 4 punti e il 100% in attacco, chiude definitivamente ogni chance di recupero alle avversarie. La tenuta delle chieresi si fa sentire e chiude così i giochi sul 15-11. 2 punti importanti per Chieri per mantenere il buon ritmo sin qui dimostrato, mentre per Cuneo arriva un altro punticino per allontanare la parte bassa della classifica. Ad Alessia Mazzaro il titolo di MVP, per lei 12 punti col 35% in attacco e ben 6 muri.